Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Turina di Salò si affrontano la formazione di casa, la Feralpi Salò, e la Calciolecco di mister Luciano Foschi, reduce da 2 sconfitte consecutive pesanti, con il Trento in casa e nel punteggio Pordenone 5-0. Dunque gli ospiti cercano un riscatto, soltanto 6 punti su 22 in casa per la Feralpi Salò, che mostra delle difficoltà tra le mura amiche. Succede poco in realtà nella prima metà di gara, 20°. Ci prova distendendosi sulla sinistra la Feralpi Salò. C'è un tentativo di cross anticipato, poi la conclusione di Balestrero deviata. Calcio d'angolo, 21°, proprio dal corner. Movimento in area, viene ribattuta la sfera, poi arriva la conclusione. Violenta di Siligardi, deviata anche in questo caso. Ci prova da lontano la Feralpi Salò. Sviluppi ancora con il corner uno schema. La conclusione ancora al volo di sinistro. Yergeligiu. Poi dal calcio piazzato, palla in area, allontana, Lecco non riesce però a uscire, si fa schiacciare nella fase centrale del primo tempo. La pressione in realtà non è fortissima dei padroni di casa, ma c'è colpo di testa parato però da Melgrati senza alcun problema da parte di Di Marco. Sulla destra la Feralpi Salò, ancora con Siligardi molto attivo, porta la palla su sinistra, poi viene chiuso da Giudici. Lavora però bene il pallone Siligardi, prova a rimetterlo dentro e c'è la conclusione in scivolata di Pittarello, ma si alza la bandierina dell'assistente. Gioco fermo, dunque un'occasione soltanto potenziale per la Feralpi Salò, ancora da sinistra, tentativi da fuori area, deviati, anche in questo caso fa opposizione Giudici. Anche inizio ripresa succede ben poco in realtà, 71°. Ci prova come sempre sulla fascia di destra, dentro un buon pallone, ancora la conclusione. E viene parata da Melgrati. Qui è stata la conclusione di Balestrero. Poi la punizione di Maldonado, che non va lontana però dall'incrocio dei pali. L'unico brivido creato dal Lecco alla 82°. Ancora il Lecco, perde un pallone, lo riconquista però Giudici a sinistra, attivo nelle fasi finali dell'incontro. Giudici va il capitano del Lecco, porta la palla sul mancino, dentro la deviazione di Pinzauti di tacco. Non riesce però a dare forza il centravanti lecchese, nessun problema per Pizzignacco. Finisce dopo 5 di recupero. Una brutta partita tra Feralpi Salò e Lecco. Finisce 0-0, le due squadre badano a non farsi del male e a muovere la classifica.